Sì, aspetta. Sì. Allora, sì, siamo nella città, siamo arrivati nella città piena di, piena di edifici dove mettono altri edifici sopra altri edifici, togliendo edifici vecchi, eccetera, eccetera. È una pena infinita il fatto di venire in una città in mezzo agli edifici e in mezzo alle automobili. Però ci sono anche gli alimenti, i cibi che sono sempre nuovi, diversi, che palle mangiare veramente. Non se ne può più, basta. Comunque vabbè, allora adesso che siete chiusi qui dentro, vi tocca bervi tutta questa... cos'è? Siete qui, siete chiusi qui, non potete uscire, quindi ve le beccate tutte. Va bene, dai, allora, siamo, Ah sì, dovevamo dire, noi facciamo stand-up tragedy. Sì. Adesso potreste trovare molto rischioso essere sottoposti al fatto che qualcuno cerca di farvi piangere, perché potrebbe essere una pessima esperienza. Comunque, via. Alla fine l'ombra ero io. Alla fine l'ombra ero io fin dall'inizio. E quindi questa è la nuova cosa. Alla fine l'ombra ero io. Alla fine l'ombra. Perché quando l'Apocalisse viene raccontata si parla sempre di un evento massivo che coinvolge contemporaneamente ogni persona che abiti sul pianeta Terra. Quando l'Apocalisse viene declinata si parla di forme di controllo ed oppressione globale che interessano contemporaneamente ogni persona che abiti nel recinto civilizzato. Quando l'Apocalisse viene assimilata nel nostro immaginario prende le forme più disparate fino ad arrivare ad assegnarsi al presente, dove i fatti gravi ancora non leggibili in modo storico fanno luce sulla sofferenza di persone e l'opinione acceca l'occhio interiore ripetendo che è adesso, che se non è questo l'evento catastrofico allora cosa? Cercare di stare attivi, usare la rabbia per cambiare le cose, ponderare la sofferenza propria rispetto all'architettura e popolo, rimuovere nominalmente l'individuale per pensare al collettivo, dato che il collettivo fu rimosso dall'individuale, che fu rimosso dal collettivo, che fu rimosso e così via. Queste sono le pratiche orizzontali che l'impegno mette in gioco per distrarre l'occhio. Che se l'Apocalisse fosse questa sarebbe sottoposto a bruciatori di tizzoni ardenti, mentre cerca di concentrarsi sul centro guardando i dentri. E no, c'è ancora troppa disponibilità di mezzi. C'è ancora troppa luce, anche se nausea, immagini ed agonia altrui descritta e propria, tradotta con sgomento di strutture, ma non è questa. Anche se il senso di imminenza c'è, ma non sembra ci sia rilascio. Quindi io guardavo fuori, aspettandomi di cogliere segnali, ma non mi aspettavo che sarebbe cominciata in me, da dentro. Non mi aspettavo che sarebbe accaduto così presto, che sarebbe stato così violento. Non mi aspettavo che sarebbe successo così in fretta, che avrebbe avuto forma così netta. Però sapevo già, perché lo avevo visto, che non avrei saputo reagire distinto, in modo tempestivo, che sarei rimasto fermo, in blocco, in quel rapporto ipnotico che lega ad onda a scoglio. Io non mi sposto, fammi male, e poi capiamo dopo. Lo tsunami delle cose lasciate indietro perché è calma che cola come il grasso, interrotto da un suono mai sentito prima, rumore bianco che li somma tutti. Non è stato un conflitto, ma una catastrofe di scenari, sia proiettati che verificantisi. Il crollo della mia galassia centrale, il suono di un intarsio fine multimateriale che crepa sotto la pioggia piroclastica, nubi ardenti sui turisti istupiditi alle pendici del vulcano. Che cosa vuoi? Tragedia pura, però senza il dibattito di una settimana che cerca invano un attributo di responsabilità. Tragedia greca, dove si guarda la sofferenza rappresentata in modo così elegante e raffinato che poi si piange per la sindrome di Stendhal, ma la catarsi non avviene. E non avviene da così tanto tempo che si accumula in uno spazio di cui nessuno ha mai saputo,
finché una crepa incrina un muro e si rovescia il contenuto tutto in una volta, e la sofferenza è così forte che attorno a te dicono che stai esagerando. Forse, ma non la sentono, è chiaro. Ma sentiranno, oh se sentiranno, quando la catastrofe in porzioni entrerà senza bussare. Avendola sempre vista, avendola sempre sentita, solo descritta in opere che la suppongono, che ne sprofetizzano l'arrivo, non potevo sapere cosa fosse. Il contrario dell'iperstizione, un fatto così tanto descritto che avviene però irriconoscibile, ma reale, come quella montagna su cui sali ed è fatica. Ho già parlato di montagne. Se vuoi ti faccio un brano da condividere per un paio di giorni e poi basta, così puoi dimenticarti che sta accadendo, ma non in modo biblico, dove tutte le persone sono coinvolte contemporaneamente. È molto più facile così, uno alla volta, nel proprio intimo. Non si scompare nella polvere, ma qualcosa ti si rompe dentro per i motivi più disparati. E non c'è salvezza, solo pratica. Sopravvivi se riesci ad aggiustarti, che tu sia Kintsugi, Frankenstein o vaso di Pandora. Che poi non era di Pandora, era il vaso che Zeus affidò a Pandora, il cui marito, Epimeteo, curioso, volle aprirlo e sparse quindi i mali per il mondo. Quindi, se diciamo di Pandora, stiamo ancora una volta cercando un responsabile donna per un disastro che tende ad accadere da solo, perché se metti il male in un vaso, dai, si rompe, no? Sembra un cartone di Tom e Jerry. Appena vedi un oggetto fragile che appare in scena, sai già come va a finire. E l'Apocalisse tanto decantata fallisce nell'avvertirti e non rende l'idea, perché sta scritta in un libro che, se realizzasse ciò che ti riporta inciso, sarebbe esso stesso cancellato da una tempesta di fuoco da fare impallidire Fahrenheit 451. Ma non succederà, perché è già successo, ma all'interno vedi persone con l'eclissi dentro, solo che tu vedi solo persone. Ed è normale, vai in terapia, porti avanti le tue lotte che cambiano il sistema e vedrai che così il tuo accidente interno si sistema. Ma non è così. E allora leggi libri esoterici e frequenta egregore, credi nell'invisibile dimenticato. Ma non è così. Volevi l'avventura? Eccola. Volevi la rivoluzione? Falla, ora, senza esitazione. Solo che tu sei oppresso ed oppressore e devi fare tutto senza simboli, né divise, né bandiere. E se non sopravvivi a questa, la più grave, non sarai nemmeno in grado più di aiutarti o farti aiutare. Non ce la fai? E allora sarai morto dentro, con Scilla e Cariddi attorno a te. Da una parte il terapeuta che ti rimanda al tuo rapporto con te stesso, ma che cerca di rimuovere la sofferenza, e dall'altra parte gli altri che ti rimandano al tuo rapporto con il terapeuta e cercano di rimuovere la sofferenza. E quindi ecco di cosa parlavano tutte quelle persone che ho incontrato, che mi sembrava stessero male, ma che sentivo di non saper aiutare. La maison de Dieu, la maison de Dieu, 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 la maison de Dieu, la maison de Dieu, la maison de Dieu. E la maison de Dieu crolla. E se il fulmine è abbastanza forte, ti passa subito la voglia di trovare chi che sia a cui dar la colpa. Una cascata di plasma allineato, cataclisma, disconnette le persone più vicine, le persone più lontane sottolinea. Ed isolatoti dal tuo te relazionale, la setta passa poi a fare pulizia della tua percezione di te e delle cose che hai fatto, rendendoti ridicolo. E più ne hai fatte, scritte, disegnate, più ti pesano addosso e schiacciano il tuo mondo, mentre pezzi di te volano in ogni direzione. E tu ti preoccupi pure che non colpiscano altre persone, anche se riesci a meno a fare sì che la tua coscienza imploda, ti rendi conto che, spaccato come sei, non sarai in grado comunque di fare nulla, né con né per gli altri. Sentirsi cattedrale bombardata e pensare che l'ingresso del regno delle ombre si immaginava diverso, non pirotecnico, ma figlio di un'oscura tranquillità. E adesso che non ti riconosci più, puoi cercare le tue cellule staminali sparse sul prato e vedere se ci capi qualcosa da quelle. Ma di base l'unica cosa che funziona è reinventarsi tutto da zero. Tu non puoi pensare a quello che avevi, perché pensare per pensare a qualcosa che non esiste più, allora tanto vale. Sei sul foglio bianco e disegni un'altra figura, un'altra architettura, e se un'altra apocalisse ti raderà al suolo, ti basterà soffrirne e leggerti gli appunti scritti addosso, che guarisci dalle febbre alta dimenticando come si stava con la febbre alta. Ma questa volta no, perché tutto me ne parla ancora, perché per l'occasione ho ulteriorizzato la mia memoria, che non sarà mai solo più una giornata all'anno, ma permanenza
esperienza nel mondo del profondo e l'occasione di fare basta con lo small talk. E basta tollerare questi versi altrui tipo il fumare, che assolutizzati ingombrano le vite, che se la catastrofe fosse stata collettiva sareste diventati cannibali in 02. E invece così, individualizzata, io porto la fiamma dentro in questa doppia dimensione senza perimetro. Se incontro Prometeo non li faccio accendere. Questa serve per scaldarsi, a cuocere i cibi e a fare luce. Funziona solo se stai nell'ombra. Ed ero io, l'ombra. Ero io l'ombra, fin dall'inizio. Sono sempre stato io. Ero io l'ombra. Ero io l'ombra, fin dall'inizio. Ero io l'ombra. L'ombra, alla fine, era un'ombra fin dall'inizio. Forse c'è una bottiglietta d'acqua, ma facciamo senza. Vedete questa felpa? Questa recupera tutti i liquidi. E la cannuccia mi riporta tutti i liquidi che ho consumato. Funziona col movimento. Dopo un'apoteosi come quelle che nessuno vede, deserere, un'ombra calpestata dalle ombre altrui, deserere, è breve l'esplosione, ma lunga la bonifica, deserere, guardando tutto intorno dopo aver pulito le macerie, deserere, tu credi nella legge, io credo nello stato di abbandono, deserere, tu riempi i palazzetti, ci metti i soldi perché lavoro, io svuoto i palazzetti facendo i gesti dei miei deserti, deserere, siamo scomparsi, di noi vedi solo stralci, stacci, attraversiamo spazi, arsi, vestendo solo stracci, se vuoi seguirci impacci, tu e quegli impiastri dei tuoi compari, overpippati, vuoi pippare, eh? Vuoi pippare? Vuoi pippare? Vuoi pippare, vuoi pippare? Vuoi pippare, lo capisco, vuoi pippare? Vuoi pippare? Vuoi pippare? C'è tutta la polvere che vuoi qui, sabbia del deserto, è tutto quello che ho scoperto. E adesso, dopo la distruzione, faccio una vita all'aperto e ti ci porto. Qui si cammina di brutto finché non superi il lutto. Qui si cammina l'asciutto, chiamami Tuco. È tutta tua la città, Palma. Il deserto non lo conosci e non piangerai più per non sprecare acqua. Credevi che dopo la rivoluzione saresti stata un'anima salva e invece fast forwarda. Questo è ciò che c'è dopo la guerra. La pace è la forma più complicata di sbatta. La pace accetta la povertà che porti. La pace è camminare con la sconfitta negli arti per i deserti e non restare indifferenti a questi agenti atmosferici. E se mi vedi in giro per i posti è solo un golem a me connesso con il mio vero corpo. Io cammino nel deserto, da verticale sulle vette o nelle deep caverne. Sono crollato giù in queste lande piatte con la mia ombra notturna sotto il sole. La costruzione della cattedrale. E adesso cammino. Cammino, ma non torno a casa, deserere. Non pratico il rito borghese dell'uomo che brucia sotto cassa, Burning Man, deserere. Il mio cuore batte dentro i piedi al ritmo del mio passo, deserere. Mi guardi e delegittimi i posti dolorosi dove ho camminato, deserere. Non è che siccome vago vuol dire che mi sono perso, deserere. Adesso lo capisci perché vorrei nuvole su questo cielo terzo, deserere. Se lasci il cammino adesso morirai di sete nel deserto senza aver capito dove stiamo andando. Trasforma il ballo in passo, tanto è lo stesso, tanto lo stress e il comfort sono legati nel loro amplesso e ti distruggono. Stiamo arrivando al posto più lontano da tutto, tieni il bavaglio e fai silenzio. Ecco, vedi questo posto desolato uguale a tutti gli altri. È qui che eravamo diretti. Sono luoghi perfetti, deserere, deserui, deseruit. Sono luoghi perfetti per me che costruisco cattedrali nei deserti.
Se cammini nella sabbia con gli occhi attenti, li vedi tutti i miei costrutti. Fanno gli effetti dei portali basaltici o degli imperatori degli alberi, come i salti d'acqua di centinaia di metri, come i fondali di grotte rivelati da ritirarsi di mare in marea. Qui c'è la mia chiesa che non apocalisce mai, ed ogni volta che muoio mi rialzo e cerco un luogo a costo zero, a costo di morire, e costruisco ciò che non è eterno e non avrà mai rovine. Indossa la gilaba, fatti molta strada e vieni a vedere. Non c'è massone sulla terra che abbia mai partecipato a cattedrali come questa. E guarda come edifico, e guarda come edifico in fretta, e guarda come edifico in fretta. Deserere sulle mani per le cattedrali, tu rimani negli ormai normali. Sulle mani per le cattedrali, tu non vieni perché c'hai gli affari. Tu le mani per le cattedrali, con le mani costruisci, con i piedi ci cammini. Dai un motivo a quei tuoi mali. Sulle mani per le cattedrali, utilizza la materia ombra. Quando la vita ti dà limoni, la morte ti dà limoni. Mangia anche la buccia, è buona. E soprattutto nel deserto, il ricordo del sapore aspro, amaro, bucherà la tua coscienza. Sulle mani per le cattedrali, con il compito di trovare spazio anche nel mondo delle ombre. Fiamme d'ombra nelle mani, nei deserti dei costrutti, cattedrali di ombra in luoghi rari. Ed ora che ci sei, fai le strade indietro e vivi assieme agli altri col deserto che ti chiama. Allora, adesso troviamo un attimo il testo, perché sì, si legge. Figurati se me ne imparo tutto. Eccolo qua, eccolo qua. Aspetta che tutto questo parla di deserti mi ha fatto venire sete. Scusate, sono uscito dalla metafora un attimo e ho aperto un frigo, ho preso l'acqua in una bottiglietta di plastica. Abbiamo fatto, cioè, forse era nel 2010 che dicevamo con quanti soldi viviamo in un anno noi e che si può fare con molto meno. Boh, ci ha mica cagato. Non sembra proprio passata la cosa. Abbiamo fatto sto gioco, ma dividiamo il PIL mondiale per il numero di abitanti. Nel 2010 veniva 7.000 euro a testa all'anno. Era esattamente la cifra con cui vivevamo noi a testa, con tutto dentro. Sì, saranno 8.500 adesso. PIL mondiale. Si può fare, si può fare, si riesce, si può fare. No, perché sennò sembra che ti fai solo i cazzi. Allora, grazie. No, vai in app, esatto, con gli effetti. No, e se dividi il mercato dei derivati per la popolazione mondiale sono 75.000 euro a testa che sono là, che però potrebbero essere. Poi non significa niente perché sono dei numeri, è come se vi dicessi ci sono 50.000 divinità. Vabbè, se ci volete credere. Poi l'avevamo fatto anche col PIL italiano, no? E veniva, c'è proprio una cosa che da sentirsi ricchi sfondati, 38.000 euro a testa, PIL italiano diviso per 38.000 euro a testa, ma io non so neanche cosa farmene di 38.000 euro in un anno, non ho proprio la pallida idea di come, quante brioche mi devo comprare, quanta pizza, non ce la faccio più. Io già adesso mangio veramente troppo. Veramente. Vabbè, comunque. Sì, sono successe le cose, poi queste cose lasciano segni. Questo è un pezzo che prevedeva il futuro e non me lo stava, si spiega da solo. Non ho più avuto la voglia, il coraggio, la decenza, la rabbia, l'autorità e tutte quelle parole intercalate
miei vezzi o addirittura dei tic, facendo finta perché insomma potresti forse non riuscire a sostenere il mio sguardo, ma non certo per il contrario. L'ho pensato, certo, ho pensato di essere io quello che non riesce, ma in realtà è solo che non voglio essere io lo spartiacque della disparità. Mi fanno schifo tutti quei detti spiccioli che sento in giro sul sopraffare l'altra persona, perché sono formulati male, ma male in un modo inqualificabile. Tipo che quando segui questi detti e riesci a dominare gli altri, poi che fai? Ti tocca tenere quella faccia tutta la restante vita tua, facendo la persona che diventi, facendo quello che domina gli altri, perché lo hanno detto i detti, perché si dice, perché il richiamo della vita ti dice di qualcosa di simile a segui quel richiamo della vita. Eppure non ti guardo troppo fisso, perché potresti pensare che qualcuno che ti guarda un po' più di tanto sta cercando in te qualcosa, sta pensando che non è tutto lì, mentre tu sai, grazie ai detti, grazie al già ritratto richiamo della vita, che ma cosa vuoi vedere? È tutto qui, non c'è altro di diverso rispetto a quel che c'è. Boh, sarà così? Ma allora come mai alla fine ti sposti verso i monti e ci abiti? Hai fatto le valigie con l'intento di spostarti, di abbandonare città invivibili, assieme a miliardi di altri che dei denti e degli effetti radioattivi di quel dire non riuscivano più a stare con. E allora migrazione, decentramento e tutto quello che i detti non insegnano e che nemmeno io insegno, ma pratico. In pochi mesi, villaggi di montagna che diventano formicai, ed il richiamo della vita viene a stare a bordo precipizio e vuole dire la sua, la dice e non smette mai di dirla, e mi chiede di insegnarmi come faccio io. Gli rispondo armonia. Il richiamo dice tutti insieme. Io ribatto a che distanza. Il richiamo dice partecipazione. Io coi miei tempi, grazie. Il richiamo dice no, è necessario subito. E allora questa volta sostieni questo mio sguardo il più a lungo che puoi, e scopro che non era per non alimentare il sopraffarsi, ma la mia piccola paura di scoprire che il richiamo della vita non capisce niente, e non è nemmeno vita, e non è nemmeno scontro, è solo un personaggio non giocante, un arredamento urbano pieno di umanità che si viene traslocato da un paio di gambe. E sì, sono io che devo andarmene, ma scopro di non esserne intristito, perché sono io quello che immancabilmente si è sempre spostato. 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 Mentre scendo dai monti. Mentre scendo dai monti. Mentre scendo dai monti. Mentre scendo dai monti, so benissimo che li rivedrò. Sono un misto di Tuco Ramirez, Lucia Mondella, Cosimo Piovasco di Rondò e quella persona che hai visto una sola volta in vita tua e nemmeno te la ricordi. Voglio proprio vedere come il richiamo della vita abbandona la sua nicchia biologica preferita, quella che si è scavato per migliaia di anni e che ha decantato, difeso e sostenuto con dolcezza e tracotanza fino a che non ha visto che la zona di comfort stava uccidendo lui e disastrando essi, la città. E mi avvicino ai piedi, mi avvicino a piedi col mio carretto, la mia gerla, e più le costruzioni urbane si infittiscono, più si fa schiaccianti e anfitrione il richiamo della morte, la putrefazione dello spazio vuoto, il richiamo della vita con le sue frasi incalcolabili, i suoi detti di origine mondiale, le sue consuetudini incrollabili. Il richiamo della vita è scappato in tutta fretta e si è lasciato dietro tutto ciò che non rientra, non impara mai. E dovrei smettere di chiamarlo il richiamo della vita, perché così non è. Ma d'altronde io sono qui. Avevo sempre pensato che sarei morto sui monti, abbracciato a un'armonia che va di pari passo col distacco, che va di pari passo con la volontà, che va di pari passo con tutto quanto. Alla fine basta che l'umano smetta di rallentare il flusso con i suoi no, ma così no. Ma veniamo a noi. Siamo rimasti io, una città vuota di persone e una stratificazione di sensazioni che posso permettermi di non definire, o definire come voglio, o definire quando voglio, mentre raccolgo e catalogo la spazzatura di oggetti ancora funzionanti e quelli che magari non funzionano
questi cittadini improvvisatisi in montanari riescano a non contaminare i torrenti, i fiumi e canali a monte, mandando a monte il mio andarmene. Ma cosa mi aspetto? La speranza offusca l'osservazione e qui si cambia idea così velocemente da non capire se sono io, se sto pensando o altro, e la pratica mi ricongiunge con l'astratto. C'erano i mondiali. Quell'anno c'erano i mondiali o gli europei, adesso non mi ricordo. I mondiali è un modo di dire quel torneo di quello sport insopportabile che unisce le persone in modo insopportabile. E quell'anno c'era lo sport insopportabile che univa le persone in modo insopportabile. E io non ne potevo più, perché ti entra anche in casa. Magari tu non lo vuoi vedere, ma ti entra in casa lo stesso. Perché te lo dicono, perché ci sono le finestrelle, te lo fanno entrare in casa, anche i motorini che passano, te lo dicono, tutto te lo dice, tutto te lo dice. E non voglio neanche fare quello che è, no, non lo voglio sapere, me ne sto lontano, ma magari mi amalgamo, però mi fa male saperlo. Mi fa male vedere la scena fuori dal bar della gente, mi fa malissimo. Mi fa male anche a loro che faccia male a me. E quindi si cominciano a partorire le distopie. Durante il luglio rosa 2029, un'organizzazione senza manifesto e senza nome ha esautorato i parlamenti di tutti gli stati europei con strategie impeccabili ed una velocità mai vista prima. Erano così ben organizzate che hanno svolto l'operazione in 7 giorni, senza parate, senza fanfare, con poche armi, pochi feriti, nessun morto, ma con un supporto informatico di una superiorità incalcolabile. Ed erano tutte donne e transgender. Sono gli unici telegiornali che ho voluto guardare dopo decenni, con gli occhi a cuoricino, per tutte le Sarah Connor ed Ellen Ripley che ad un momento facevano saltare in aria vecchi e nuovi edifici che dovevano cadere. Ad un momento facevano discorsi pubblici di una lucidità e in parte emotivo che mi facevano pensare ecco un cambio di prospettiva. Queste persone che mettevano il loro nome, la loro faccia e la loro parola hanno sistematicamente impedito l'accesso a qualsiasi carica pubblica, non solo ai maschi, ma a qualsiasi persona del vecchio ordine. Le controrivoluzioni furono stroncate sul nascere, schiacciando tasti come canc e invio. E i vertici dell'organizzazione proclamarono un totalitarismo temporaneo che si sarebbe ritrasformato in elezioni dopo almeno 2 generazioni. E mentre la rabbia iniziale diffusa lentamente si sedava, io sbalordivo nel rendermi conto quanto la mia vita non stesse cambiando poi molto e quanti lavori socialmente utili che avevo come obbligo in quanto maschio per ribilanciare millenni di disparità fossero attività che già svolgevo da tempo, come stare in cucina ore, pulire i cessi, rifare i letti, accudire bambini o vecchi. Non vennero sanzionati i linguaggi sessisti, ma vennero riscritte le pubblicità, i manuali e i libri. Così dopo un certo periodo in cui era strano pronunciare parole diverse, ci si faceva l'abitudine. I medici, gli insegnanti, i giornalisti e le forze dell'ordine furono affiancati e tutorati i primi tempi sotto minaccia di disperdere per sempre i loro stipendi e conti correnti. Il primo papa donna era un hacker che aveva scoperto i misteri di cui papi e cardinali chattavano senza ritegno e aprì le chiese ed i conventi dicendo a chi voleva pregare di farlo ovunque fosse Dio. I canoni di bellezza furono i primi a riscriversi quando il bombardamento dei pezzi, delle immagini, dei pezzi di corpi fu interrotto a favore della depenalizzazione degli atti osceni in luogo pubblico e di maschi bianchi etero cis più recidivi nel rivendicare l'irrivendicabile furono deportati nei campi da calcio e altri sport e lasciati lì a giocare finché stanchi non regredivano al fanciullo che avevano dovuto seppellire, perché si fa così. In 10 anni sono state fatte tali e tante cose che la vita si è fatta intensa ed io lavoro nei consultori con le donne incinte, con le persone in transizione, li faccio disegnare giorno dopo giorno la loro visione sui cambiamenti di pensiero e corpo. Poi torno a casa e penso che non avrei mai creduto che un regime totalitario potesse essere scritto bene senza culto della personalità del dittatore. E ancora adesso non ho capito da dove sono saltate fuori quelle persone umani che
più spogliatoi del calcetto, niente più scenate e niente più scatarrarmi sulla sella della bici o circondarmi per tirarmi uova in testa per perpetrare una catena come quella che porti al collo, che a mia volta, secondo il programma, avrei voluto sfogare su altre persone, ma chissà come, forse perché hai davvero superato il limite fino a farmi saltare fuori il corpo astrale per il ribrezzo della tua dimensione infima. Dicevo, chissà come sono riuscito a non passare il testimone e adesso è il 2039 ed io ti dico ciao, I'm back. Ciao, I'm back. Dittatura, eco, hacker, transfemminista. Ecco quale sentimento evocano in me le grida che si levano durante la partita. Non riesco a consolidare il futuro o sprofondare nel presente. Per questo cambio idea costantemente. 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 Allora, scusate che la trovo, dov'è? Ah, questi sono tutti i pezzi che abbiamo fatto in dei dischi che non si è cagato nessuno? Cioè, qualcuno se li è cagati, sì. Cosa? Niente. Cos'è? Macchina da guerra. Too much. Too much indietro. No, volevamo... Ecco. Ce l'ho. Voi andate in montagna, vero? Qualcuno di voi va in montagna? Qui siete vicini alle montagne, non ci andate. Le vedete le montagne? Ce le vedete? Ce le avete presenti? Anche solo vederle fa. È la cosa migliore che si vede qui. Allora, quindi a un certo punto abbiamo cominciato a scrivere le suite perché non erano più brani, cioè 3 minuti non ho fatto neanche l'inizio di un brano. E quindi cominciano a durare 7, 8, 10 minuti, sono delle suite, delle overture, dai. E questa è la suite della parola con la A. 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 L'ispirazione per questo brano viene da Francesco Salvi, che scrisse una canzone che si intitolava A. Alpinismo immaginato. Le montagne parlano nel linguaggio della roccia che si muove, crolla e mi ricorda che non è più curiosità, ma prassi del dopolavoro, quella di arpionare la balena di pietra che osa elevarsi sulle teste degli ubri stessi e sui sentieri nudi, file di Gore-Tex, echi di Xe e lei stessa e l'isteria degli emuli di Messner che si regalano esperienze col potere di stipendio. Guardo Reynold spaventato in lacrime con gli occhi di Werner Herzog. Il messaggio è chiaro, non salire. La montagna non vuole, anche nel senso che non ha volontà. E lo spirito della montagna è un corpo astrale che immenso si origina dalla mancanza di contemplazione dell'alpinismo, che va su come se fosse uno sport, come se fosse avventura, come se non si percepisse con quale forza è stata estrusa una montagna, come se questa fosse degna giusto di una passeggiata tra amici. E non si è ancora capito chi è l'amico. Una forza del passato con il suo simbolo occhio e mano, ma con un volto assente dai ricordi, torna maniaco degli spunti tralasciati nei brainstorming. Una minaccia morale trapiantata nel reale con i suoi transfert, il suo carico di moralità vuota, condanna ad un continuo riportarti alla persona che non eri nemmeno anni fa. L'amico refrattario ai cambiamenti, pervertito dalla morte degli amici che mano a mano mandano via le loro spoglie, ufficializzando il fatto che gli altri li pensino come immutabili. L'amicizia è una palude nata su di un campo di battaglia, fondata sulle frasi di letteratura luminante, rovine di un immaginario collettivo secolare che non ha mai prescritto la distanza. Il dio diviso tra il naif, alimentato dai what if, e il disarmo
ti offre un impiego della tua inventiva, delle tue capacità indiscusse, del tuo famoso quello per cui hai studiato. Costruiscimi un teatro, senza costruirlo fisicamente. Fai un lavoro molto simile al location manager. Usa la tua consapevolezza, viaggia e trova un luogo già adatto, già fatto. Costruire non ti serve. Ricostruisci piuttosto quell'espressione stantia, gli uomini delle caverne. E qui già li sento, gli uomini delle caselle, che mi tacciano di anarco-primitivismo. Quindi specifico, che mi adatto ad una grotta come un grattacielo, come una casa in legno tirolese, come ad un magnifico mostro abitativo in stile non finito, calabrese. Quindi mi chiamami pure anarco-accettazionista, perché ancor prima di non sopportare il potere che mi arca, non sono io stesso in grado di sopportarmi quando esercito il potere su di una persona altra. Sono anarchico in questo modo, questo appena descritto. E tutti coloro che mi spiegano il significato dell'anarchia mi stanno opprimendo, come lui che chiede a lei: sei venuta dopo il sesso? Un'anarchia senza simboli, senza magliette, senza individualismo, senza collettività, senza senza il modello di Gaetano Bresci, ma accettando Gaetano Bresci, senza ideali, senza parole. Un'anarchia che non vuole liberare, ma che abbraccia un potere immenso e fermo, l'inerzia, l'inespresso, l'anarco-tao della fisica, che fa riferimento sia ad una genesi ciclica come il Big Bounce, sia ad un vuoto parallelo incommensurabilmente invisibile, aspaziale, atemporale, amaterico. Un'anarchia che sopraggiunge a pezzi mano a mano che accetti la morte. Un'anarchia che non potrà mai tramontare e disperdersi, perché non andrà mai al governo. Un'anarchia sensitiva, una linea guida che attraversa ogni umano, che sottende ad ogni vita, ad ogni non vita, zombie, scheletri e vampiri, tutti dentro, senza distinzione di principio materico. L'anarchia delle realtà. Non serve che ci credi o che sei da quella parte, perché tutto è anarchico e il caos può certificarlo. Con questi ideali fin troppo grossi potrei fondarci un impero ecclesiastico anarchico, superando in potenza immaginaria culti e religioni, ma non servirebbe, perché è già così, 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 come l'amore, che se ne dica, non è una forza e non ha odore, è una concentrazione che non appena si manifesta attira miliardi di voci che vogliono dirti la loro sul tema, che tema non è. E non appena senti qualcosa e vuoi dirlo anche solo nel silenzio della tua testa, milioni di voci ti si fanno vicine. Baglioni, Battisti e tutto il bagaglio dei modellisti di sentimenti che, martellando di canzoni piene di versioni univoche dell'essere umano, hanno forgiato una realtà di acciaio, fiori d'acciaio, luoghi d'acciaio, leggi amorose d'acciaio, mentre un alchimista d'acciaio si districa tra mari neri e cantine buie, arie da bambine, mari, giochi, le fate, e viene folgorato dal ricordo di un cerchio disegnato in terra, immagini di resti sofferenti, un sacrificio per ritrovare la concentrazione al costo di 3 umani. Bypassa il regno di parole e sciogli la metafora del cuore, sciogli i metalli col calore di un sole nucleare e scopri che cos'è l'amore: distruzione. Ma possiamo andare ancora più avanti, ormai non la fermi più. Da quando l'algoritmo è diventato un'entità, da quando l'algoritmo è diventato un'entità, da quando lo dico, l'algoritmo si contorce, retroattivo, come la parola umano, un concetto che sfugge di mano e acquisisce autorità. Le parole, se abusate, poi ritornano e abusano di chi le ha pronunciate, anche se io non le ho pronunciate. Basta solo una mia foto con sottoscritto le parole che non ti ho mai detto e l'algoritmo mi certifica, e l'algoritmo mi identifica abitante di Alessandria, perché quando è nata la pagina dell'enciclopedia abitavo ad Alessandria. Dovrei informare l'algoritmo del mio cambio residenza, ma poi dovrei ottenere poi quella spunta blu per definirmi apolide, e va a finire che a furia di trascrivermi in rete mi si richiederebbe di descrivere perfino la mia la mia
lontana da quello che non significa, così perturbata da ciò che è stato scritto, detto e pensato su di lei, che non esce dal suo nascondiglio. La mia sarebbe più facile se fosse un animale da cui non mi vorrei separare. Mai! La mia si potrebbe mostrare ancora prima di poterla chiamare in causa. La mia decide di non esistere. Mi rassicura che dopo la morte sarà vero riposo. Non avrò nessun posto dove mi tocca di andare. La mia sparisce quando gli altri la evocano con futilità. La mia sta dietro un orecchio quando intuisco, afferro un concetto in un mondo e in un modo che mai nessuno vedrà o capirà. La mia si apre e si spiega. Quanto più è un problema che non mi sono mai posto, quanto più mi allontano da dove ne parlano troppo, quanto più non rispondo. La mia se ne parla in un pezzo, si annulla di botto, facendo silenzio, compare in un gesto, in un sogno dove io non ci sono. Quando qualcuno dice che non esiste, lei è d'accordo e supporta morendo, dimostrando la sua totale assenza di caratteristiche, mentre se ne continua a parlare. La mia è abbastanza animale, assodata, asintotica, accurata, artificiale, aromatica, arcigna, accondiscendente, anidra, assoluta, asgardiana, anulare, aritmica, anestetica, angolare, alloctona, alimentata, assurda, analogica, arvicola, agopuntura, accalorata, aguzza, abilitata, alpaca, attonita, allumi, astronomica, ancora, 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 Oh santa pazienza, oh santa pazienza, eccola qui. Questa qui, aspetta, mi devo preparare perché questa... abbiamo fatto anche dei pezzi su quello che dice il pubblico durante i concerti, anche quelli noti, famosissimi pezzi, paragonati a grandi successi della musica italiana, ma non vengono assorbiti. E vabbè, ci passiamo attraverso. Ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Questa è difficile però. Questa è difficile, davvero difficile. 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 Questo è difficile, davvero difficile. Questo è difficile, se lo ripeto un'altra volta non significa più niente difficile. Questo è difficile, davvero difficile. Per una persona che aggiusta, il mondo è fatto di cose rotte ovunque, di un'insolvibile disgregazione senza fine. Oggetti e persone, oggetti e persone, oggetti e persone, oggetti e persone, ed animali e piante. No, animali e piante sono anch'essi persone. Non per qualche mia svolta etica alla page, ma perché per una persona che aggiusta la discriminante è solo se soffre mentre l'aggiusti o meno. Oggetti e persone ed animali e piante. Una persona che aggiusta convive con una realtà rotta ed è conscia di poter fissare solo fin dove arriva il proprio braccio. Aggiustare bene significa anche poter aggiustare ancora. Quindi fissare è una fede incrollabile nella materia, una fede concreta nella materia distrutta. Sono frasi così piene di ossimori che tu già scappi via. E fai bene, perché per una persona che aggiusta
presente che dovrebbe smettere di fare quel che sa fare per via di diversi significativi fallimenti. È un esercizio di logica inutile, perché ovunque tu vada la realtà si romperà e solo una persona che aggiusta capisce per certo che non può aggiustarla e diventerà un modo per usarla anche se è rotta. I can't fix her. I can't fix her. I can't fix her. I can't fix her. Io non posso aggiustarla. 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 Questo era breve, quindi... Ma che abbiamo fatto? No, perché c'è anche questa. No, questo. Facciamo questo e poi quell'altro. Sì, questo è importante. Ok. Sì, allora andiamo a beccare quell'altro pezzo lì. Anche questo è un pezzo nuovo. Tutti pezzi nuovi perché comunque ogni volta che li fai ripetizione, differenze, eccetera eccetera. Dov'è? Lo trovo, arrivo. Ok, questo no, e quello dopo. Sì. No, quello dopo ancora. Eccolo qui, va bene. Allora, vai. Tutto quello che vedi intorno a te. 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 Quando torno in mezzo a questo denso vortice fatto di altri, dopo paesaggi che direi impervi sarebbe derubricarli. Dei miei conflitti mi prendo cura senza sapere come chiamarli. Posso anche raccontarli, ma tu non riesci a figurarteli. E figurarsi, gli strumenti ce li hai anche più di quanti. È l'altra faccia della medaglia del bombardamento di immagini. Ti irrigidisce il fatto che perdo molti dei miei riguardi. Io ti assicuro che ho ancora voglia di avere a che fare con gli umani. Anche se tutto ciò che è umano ha dei prolungamenti sconfinanti. Ed il restiamo umani è compassionevole, ma limita il passo al trasformarsi. E nel recinto dei sentimenti scritti ci sono pure assassini sistemici, ed io vorrei superarli entrambi. Don't play the game, do the alchemy. Ma tu rispondi alle tue urgenze e mi rispondi che tutte le mie immagini sono troppo razionali, irrealizzabili. Ed io ti dico che non passi, perché tutto quello che vedi intorno a te, tutto quello che vedi intorno a te è stato disegnato. Tutto quello che vedi intorno a te è stato disegnato. Tutto quello che vedi intorno a te è stato disegnato. Tutto quello che vedi intorno a te è stato disegnato. I tuoi vestiti, le tue scarpe, gli occhiali da sole, i tuoi zaini e borse, le sigarette, le finestre software che ti notificano, le pagine che ti avvisano, i mobili che siano stati vintage, usati, rattoppati o comprati nei franchise, il cibo che mangi e compri. Ma non parlo solo di prodotti industriali, pure tua nonna decora crostate con i suoi motivi romboidali, irregolari, le strade che percorri, le case, le mappe, le tappe. Tutto quello che è oggettivo è stato prima disegnato ed è passato dentro un occhio e nella mano di qualcuno che ti dice: se non c'è, lo disegniamo. Ma non è tutto, si possono disegnare le emozioni pure con le macchie di colore, come Rochko. Questi canoni di perfezione del corpo si creano e si distruggono nei disegni che vanno da Botero a Leonardo. E il sacro, nel suo essere salvifico o problematico, è stato pensierificato rappresentando le strati di pittura che più che coglierlo lo inventavano. Che poi gli esempi ne trovi quanti vuoi, l'importante è che ti rendi conto che chi disegna
gli adepti del segno. È un sogno che si attiva per necessità, quando il parco immagine a disposizione è troppo grande rispetto alla tua identità. E tu che sei chiuso e refratti, non importa il darmi retta sui fatti, non importa la mia persona che ti stia antipa, l'importante è che butti giù dei tratti di penna o di matita, tutto quello che vedi intorno a te, tutto quello che vedi intorno a te. Le persone che disegnano lo vedono e le persone che lo vendono no. È un'avversione, non è un'avversione per la realtà, ma un'avversione della realtà. È quello che vorresti fosse. Il disegno è un ponte, non è una legge, né uno strumento per cambiare le cose, bensì una fonte. E vabbè dai, fai professione di verità. Disegna una storia vera e piega le coscienze di chi legge. Allineamento, alienamento dall'idea che con allenamento il segno porta oltre il vero. Disegno dal vero mai uguale al reale, perché la linea non esiste, ci sono solo sconfinamenti di colore. Pittura iperrealistica supera la percezione e mette in un'immagine ciò che mai percepirai. Per questo guardi e stupefai pensando che il concreto è così bello, ma anche il concreto va scoperto. L'immediatezza del reale è un mito. Se hai disegnato abbastanza lo hai capito, e se non hai disegnato ti basta farlo, è gratis. Il tuo tempo è un foglio, il tuo linguaggio è un lapis. E quando ladri contro gli altri, contro i ladri, contro i mostri, ricordati che tutto quello che vedi intorno a te, tutto quello che vedi intorno a te è stato disegnato. Tutto quello che vedi intorno a te è stato disegnato. Tutto quello che avete capito come fa, Serve l'apporto e quindi oh caspita, non sono andato a tempo, no caspita, e vabbè la prossima volta dai. Ci sono persone rap in 4/4 che hanno la psicosi di 4/4 qui? Ok, no. Passata? Vabbè. No. Diceva Pablito. E Pablito è il dritto? Che i 4/4 sono una psicosi che va curata con buone dosi di breakcore. Ciao Pablito. Ormai sei più di una persona. Pablito è il mito. Vabbè, ciao. Qui adesso facciamo un po' di cross. Sì. Radiante in raggi, che le solari sparge.